Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Tre persone sono state arrestate dai carabinieri di Monfalcone per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, estorsione e somministrazione fraudolenta di manodopera, in esecuzione alle ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP di Gorizia. I reati sono stati commessi a Monfalcone e a Falconara Marittima a partire dal 2018. I destinatari dei provvedimenti sono responsabili di una società con sede in provincia di Ancona, operante in appalto diretto con l'impiego complessivo di 170 lavoratori all'interno dei cantieri di Monfalcone, Genova e Ancona della Fincantieri, che è risultata estranea ai fatti e ha fornito massima collaborazione alle indagini. Gli arrestati, nella loro qualità di capo cantiere, con la minaccia si facevano restituire una parte dello stipendio percepito in busta paga dei lavoratori, quasi tutti extracomunitari di nazionalità bengalese. Alle 4 di questa mattina i vigili del fuoco del comando di Gorizia sono intervenuti con la squadra del distaccamento di Monfalcone, supportata da 2 autobotti, una proveniente dal distaccamento aeroportuale di Ronchi e una proveniente dalla sede centrale del capoluogo esontino, per l'incendio di una costruzione adibita d'ufficio di un rivenditore d'auto a Fogliano di Re di Puglia. Appena giunta sul posto, una parte della squadra ha iniziato le operazioni di spegnimento delle fiamme, mentre gli altri colleghi hanno provveduto a spostare alcune autovetture che si trovavano nei pressi della struttura incendiata, evitando il loro coinvolgimento nell'incendio. Spente le fiamme, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area interessata dall'incendio. Le cause del rogo, che non ha coinvolto persone, sono ancora in fase di accertamento, sul posto anche i carabinieri. L'intervento si è concluso poco prima delle 11. 2 persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato di Pordenone per detenzione illegale di arma da fuoco. Nel corso di alcune perquisizioni domiciliari sono stati sequestrati un fucile a pompa, rubato 5 anni fa a San Canzian di Sonzo, svariate munizioni, una pistola calibro 9 e una piccola quantità di droga. Le persone arrestate sono un uomo di 71 anni, di Tramonti di Sopra, con precedenti in materia di reati contro il patrimonio e contro la persona, e uno di 65 di Meduno. Entrambi sono stati posti ai domiciliari. Nella medesima operazione, la mobile, nel corso di una perquisizione in un'abitazione a Montereale Valcellina, è stata rinvenuta marijuana. Un centinaio di immigrati irregolari sono stati individuati, in gran parte rintracciati la notte scorsa, nella zona nord di Udine dalla polizia e dai carabinieri. Si tratta di persone di varie nazionalità che sono state notate mentre camminavano a piccoli gruppi lungo le strade principali tra Osoppo, Buia, Coloredo di Montalbano. Probabilmente sono state portate lì da alcuni mezzi pesanti in transito lungo la A23. È in corso l'operazione di identificazione dei richiedenti protezione internazionale, mentre le indagini mirano a risalire ai passeur che li hanno guidati fino nel territorio nazionale. Alcuni migranti sono già stati accompagnati nell'ex caserma Cavarzerani di Udine, dove trascorreranno la quarantena anti-Covid prevista per legge. La necessità di presentare al confine, da parte degli autotrasportatori in transito verso l'Austria, un tampone negativo, PCR o antigenico, effettuato nelle 48 ore precedenti, non sta per il momento provocando problemi al valico autostradale di Tarvisio, dove la viabilità si presenta assolutamente regolare. Lo si apprende dal Centro di Cooperazione Internazionale di Polizia di Torg Maglern. Per il momento non si registra nemmeno un aumento del flusso di mezzi pesanti deviati in Friuli Venezia Giulia, dopo che il valico del Brennero si sono formate code per oltre 40 km, sempre in direzione Austria. Non si esclude però che nelle prossime ore possano verificarsi ripercussioni alla viabilità. Vicepresidente Riccardi, oggi è stata riconsegnata la palazzina Pasiano di Prato all'Aeronautica Militare, ma lei ha detto che non è un modo per abbassare la guardia. Beh, diciamo che come il virus muta, anche l'organizzazione cambia,
quindi non c'è un'esigenza in questo momento di utilizzazione di strutture come queste, per queste le abbiamo riconsegnate. Questo non significa però smobilitare, perché questa esperienza è finita e si risolve soltanto con la concentrazione sui vaccini, che è la prima cosa sulla quale oggi siamo impegnati. Queste mutazioni sono significative, bisogna tenere l'attenzione alta e quindi è evidente che modificandosi l'assetto della distribuzione del virus noi dobbiamo adeguarci a questo. Quindi in coerenza con questo oggi consegniamo all'Aeronautica Militare, ringraziandoli per questa possibilità che ci hanno dato, e riconvertiamo la struttura continuando ad investire sulla campagna vaccinale, ma anche a un attento monitoraggio di quelle che sono le varianti che in alcune regioni hanno già colpito in maniera significativa. Fortunatamente da noi il livello non è ancora alto, ma questo non significa che debba essere un aspetto da sottovalutare. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Collio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni. Per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di Via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci.